Il tema del rinnovo delle concessioni balneari sta creando notevole fermento e divergenze nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Secondo l'Europa dovrebbero essere messe a gara e quindi in discussione già nel 2024. La cosa certa è che l'argomento rappresenta già oggi una spina nel fianco per i nostri gestori degli stabilimenti balneari nel veneziano. Alcuni, vista l'incertezza del futuro, hanno pensato di bloccare gli investimenti che erano in programma. Noi per esempio quest'anno siamo rimasti bloccati con gli investimenti, soprattutto volevamo rifare tutta una serie di interventi, soprattutto ai bagni, mettendo pannelli solari, solare termico e compagnia bella, ma purtroppo finché non sarà legge questa proposta di legge siamo un po' tutti bloccati. Stiamo aspettando il 2024 per presentare i progetti nuovi per andare a bando. C'è ancora molta confusione da parte di chi sta scrivendo questa legge. La preoccupazione nell'area è ben tangibile. Speriamo insomma che non facciano una cosa che ci venga una zappa sui piedi, perché noi tanti anni che siamo qua, che investiamo, che facciamo di tutto, anche tante cose non vengono dette, noi paghiamo delle concessioni molto care. Alcune attività per la cura e manutenzione dell'arenile vengono protratte dopo l'estate, anche per la stagione invernale. Paghiamo la pulizia della spiaggia, siamo noi che ce ne occupiamo dello spiaggiato, della protezione delle dune invernali, e sono tutte cose che la gente non capisce, perché non sa quanto andiamo a spendere realmente per il mantenimento del litorale, oltretutto dando lavoro a molte persone.